Questa? Disse a me, le representerer appliquer taler för la consideration, che tutto la parola ancora in direttore cristiana. Ne vino Andrea Rolando, che vino si presenta a Zenta Vaga, che si chiariò il metodo vero, che non sente un imprese, ma si potete considerare. Allora le passo un po' di la parola. Chiedo problemi, no, le gamole. Chiedo problemi. Le gamole. Speriamo che togli si dia. Voilà. Fai contente? Contente? Voilà, mesdames et messieurs. Siete sulle gamole. 5 due di più. Che sarebbero massa. Allora, delle masse. Sita hanno un mandorla. Lo più dolce, lo più tranquillo, lo più fantasieux. Sita è nitolla. Che si apre in patria di Rone e te lo Josh. Uff. Dove si porta a cercare a gramo, per esempio. Chi fa lo gramo e lo sinic. E che dove di più? No, allora, continuo una minuta a me. Pizzoletto c'è? Già. Non c'è ca... Ne siamo divertiti, vicenda. No, e che deve di più? Le gamole sono mesce 3 enfants, plus ou moins. Le premier zéné du 2013, no, lo... Ah no, chi ce l'ha il mio? No. Questo non senti. Ci fa la dedica? No, ecco perché no. Sei fritto e li rendi. Ce l'ho qua. 1 gennaio 2013, sì, questa è la premiere. E in Riena, in scherzando, sarebbe di fare lo design di gamole. E poi nessuno qualcosa del Papa, perché quando si vizzovano lo Papa non sa fare vedere le gamole con la lupa. Allora c'è da avere le gamole che vuoi a zero. Microscopio, no, microscopio. E adonde lì in scherzando su un grande papino cominciai a fare il disegno di gamole, eccetera, però un po' male. E poi ne cominciai a buttare e piano piano ne fa e se vedi c'è la differenza tra le prime e le derrière. Insomma, comincio a prendere come a fare dei dessin. Già se si vedeva, sarò impegnato di più quando si va più alle scuole elementari, ma d'abord. E che di più, ho cominciato a vedere le battute che non avevo fatto, che non fatto di teatro in Patois, era sullo Ciuccianebbia, Pecciot e l'uovo via chi va a pila, Pecciot la contrarno perché viene persone ma basica dei problemi. Les amis. Ma ero te, si ti comprai la première televisore. E voilà, on commencé, j'ai fait passer 2 mesi, du 2013 a fare dei dessin, quindi che tole. Un anno e 2 mesi après, j'ai recommencé. Poi incontrò l'editore Conti, che in ma j'ai connu questa persona perché tu va a poi prese, J'ai porté plus ou moins una cinquantina di page, di dessin, e abbiamo trovato finché bene, finché l'amore. Allora, voilà, mi si è tuttora non fare cicadotre e non hanno capito. Sono cercato di dessin perie, anche perie. Il y a des dessins avec des battures de dents, des dessins sansaniens, et il y a encore des
battute un po' piccante, come ci più che vanno a cadere in zè, come fanno le gamole, danno il formaggio, buttano dei, grattano, per fare, che deve fare, riflettere le persone e le zè. E voilà, basta. E poi merci a Cristian, evidentemente l'éditeur, ceci c'est qui a fait l'effort de comprendre. Ça va. Qui a fait l'effort de comprendre et de me dire, non, la comprendo un po', ma è bella. E poi allora merci a Cristian e merci a Claudio perché mi hanno fatto fare una bella presentazione. Magari può fare io che alla tozze le 5 ma alla fine quand même osé solo mettere la barra giusta perché io ho saputo fare tozze l'argument della riflessione su come scrivere les tests in patois, les différents systèmes per écrire les tests in patois, e Claudio ha trovato lo lien giusto la via di Gamolle, la via personale dell'auteur, come non possiamo poi leggere una delle prime pagine del libro, aspetta che la trovo, ecco. Il y a une phrase qui pourrait bien expliquer la vie de moi. Tu penses que je pourrais définir ma vie à une parabole? Non, je dirais plutôt une sinusoïde invertolia. Voilà. Et niente, merci. Christian. Meni projet de 5 di Andrea, donc le vrai que le projet de la lingua, ma si è bien entusiasta di tema perché io prima cosa che mi capitava un libro per le mani che la si pregia di Gamolle e mi trovo bien singulier lo discours, surtout que cette Gamolle prend en via à travers des dessins et une vie des exemplaires from dimension nature. C'est pas che format totale. Voilà, donc cette Gamolle, les vrais que Vicky sont à travers les pages d'André, à travers le test et à travers les dessins, sont des Gamolles che vanno bien au-delà de ce che possa être la mia immaginazione, perché di tutti incontro le Gamolle in crotta, alla limite autour d'un formaggio, sai, queste Gamolle font vraiment de tot, s'occupano de l'ovovia che va a pila, s'occupano de filles de cœur de Gamolle, de très romantiques cœur de Gamolle, de pezzo, un pezzo chauvin, e fanno riflessioni ben filosofiche in pizza, fa dire che... Capons jamais besoin. Per forza che sono filosofe, ti dico. E voilà. Donc, l'autre aspect di Gamolle que le bien zin, e quand même on est cerca de les trouver de signification cacciaie, perché ti domandi e chi sarà la Gamolle trasposare alla realtà di Celezor, chacun se fierait per la sua idea e la veizem de prozzo le dessins. Après, ils sont pas mal que les Gamolle, après il y a la processonnière, et après il y a un autre insecte, je me rappelle pas, mais c'est un peton. Il y a la sette. La sette, voilà, voilà, giustamente. Donc, tutti questi personaggi. E fa dire che si passe, se va bien de dire che ni lì tutte, si passa nei francompre tutte, ma ni bien lì. Perché è un modo di dessin qui me fait rire et la manière de si ce dialogue, perché après là una particolare si ce dialogue sono chauvin, fait si trai, un ritmo di trai, ave qualche baghe che sembra circa a tese, antitese, après de synthèse abbastanza fuori della grassa. Développement, conclusion. Voilà. Et sont des conclusions particulières. C'est pas un mentonien, normal que je vous dise.
quand même sont particulières. Et me fait plaisir tant que les fils de tes internes de livres du genre che font rire, ma font réfléchir e surtout che sono produit de la création. Perché credo che per tutte le culture, per tutte le società, la création artistique è una barra importante. Souvent, in Val d'Usta, ils sont plus d'autres productions. Bon, évidemment, le centre n'est pas un milieu de poètes ou d'artistes, il est avant tout un milieu de recherche, mais quand même, au-delà du centre, se font atteindre des œuvres simplement pas de création véritable et pas de recherche. Et donc, souhaito que le tracasse d'Andrea, que artiste in Val d'Usta, n'est pas plus force un complément, fisse pas me fra d'actualité, che le fisse ci capiscono una presa di coscienza che è la mia e che fisse partagiare e che les artistes hanno la leur importance e il ruolo dell'arte la totale importanza di tutte le società. Sempre che in famiglia mangio vende artigiani. Ma t'as pas que toi, donc va bien. Donc, avec bien de bonheur que veille que les sont des personnes qui ont le courage, pour les faire de courage d'être artiste, les pas pareil facile. Et puis voilà, cette réflexion sur la langue que souhaite infinir. Et du coup, autour de nous, centaines de personnes qui disent que les sensations. Et justement, dire que les sensations, pas prendre en considération l'importance de la réflexion. Parce qu'une réflexion doit être plus forte, ces sensations. Parce qu'elle s'arrête toujours une nouvelle idée et de nouvelles exigences. Parce que la société change et donc la réflexion ne peut pas rester reta. Et d'autres exigences vengono fuori, d'autres artistes, d'autres sensibilités, d'autres idées, d'autres têtes, d'autres graphies éventuellement et d'autres idées per ampliare le patouille. Perché credo che il primo coup che un Val d'Usta si fa una BD un patouille, ou me trompe, j'ai jamais réfléchi à ça. Parlo Gian Feng, Gian Fu, Ah, no, d'accord. Ah, ouais, juste. Quand même, il y a tant de ans que capitava pas. Et donc, les gens que le patouille, c'est le domaine, et Alice au-delà de ce que sont le domaine traditionnel. Et en allant au-delà du domaine traditionnel, c'est un défi, parce que l'implique per trovare le linguaggio giusto, che non è pas moi qui invente la parola, ma le confronte trouver le registre, l'expression qui s'harmonise avec le style et avec le genre littéraire qu'on emploie. Donc, bien de félicitations à Andrea, espérons que ça fasse vraiment un moment de fête peut te, un moment de départ pour d'autres travail. Che faisait fête. Bien, d'accord. No, per la maniera di scrivere si trova praticamente davanti un problema, è un sistema che è abbastanza un sacrilégio per esempio la traduzione décrypté à un style concours Sherlogne, centre d'études, mais si trouve devant le problème de faire passer devant que la prononciation du patois des mains, de faire passer le sens, que la compréhension du texte, la signification des paroles pour la prononce. Et donc il m'a fallu copier certaines caractéristiques du patois des mains dentaires, di zanze certaine lettere, di zanze cerca di giuntare delle lettere per far comprendere di più lo senso, perché quando noi presenti, noi clienti che non conosciamo il contesto, che magari la traduzione a côté non arriviamo a comprendere lo senso di ce che écrit, quand il écrit un sistema phonétique. E quando il faut résoudre la baga in 4 parole, io che ha magari dei casi, io che ha delle confusioni entre l'infinitif e un participe passé, tipo andai, mezze, e mangiare, e mangiato, o tranquillo, che può essere tranquilli, ma anche tranquillo, ad onde che qui porta cerca dei problemi di comprensione. Dove si è partito Zoro, il papel dantè, nega voce che da sangue in genere, tu cerca di nuotro e se terzi lo fai sembiare a meno
a d'autres fois, de manière que fosse pas mal qu'une bague de me, ma anche una bague che les autres puissent uscire connaître de loro. Capite di che sembra di più un patuere, di che sembra di più un altro, e voilà. E deuxième che sì, per la partia della lingua mi sentivo abbastanza appresto e a me confrontavo con altre persone, sul côté artistique il m'a fallu faire l'espert et de sai che tu pensi? Io ho pensato che ero almeno adatto subito a presentarti un libro, per due motivi. Uno, perché non sono un esperto di fumetti, perché mi seguo più il mondo della caricatura, eccetera. E poi patois, se lo capisco, non lo parlo, perché ho passato una buona parte della mia vita nei collegi, per cui non ho avuto questa fortuna. Quindi ho guardato l'aspetto soprattutto grafico. Però devo dire una cosetta, che quando ho visto i suoi primi disegni, per prima ho detto, ma sai, è un personaggio molto semplice, quasi un po' per scusarsi di non aver fatto chissà che cosa, magari, eccetera. No? Dice, è semplice, non dico mettere le mani avanti, ma dire, bah, vediamo cosa mi dice questo. Mi ha molto incuriosito, proprio perché è proprio, come ho accennato all'inizio, nella ricerca grafica semplice che ci sono le grandi difficoltà. Sintetizzare tante cose con pochi tratti è molto difficile. Lui non ha solo sintetizzato Gamolla, lui ha messo dentro molti di noi. Difatti, il primo impatto è stato quello di sentirmi anch'io una Gamolla. Cioè questa voglia di andare a vedere cosa ha fatto, andare a infilarmi in mezzo a questi fogli che poi sono diventati un gran bel formaggio, eccetera, tanto è stato un gran formaggio, mi ha fatto sentire Gamolla. Ho detto, guarda, è riuscito già a incuriosire, a portarmi dentro il suo personaggio. Ed è la prima cosa che in fondo chi legge vuole. Lui ha detto una cosa bellissima, secondo me. Lui ha detto, ma io l'ho fatto, mi sono divertito, lo facevo, eccetera, però poi ho fatto questa ricerca perché fosse comprensibile a tutti, della lingua, eccetera, della lingua comprensibile a tutti. Non si è fermato dentro lì, lui ha voluto uscire, ha voluto aprirsi. Difatti, lo vedrete, lui è modesto, eccetera, ma sono comprensibilissimi, eccetera. Falso modesto. Falso modesto, e non fate fregare dalla modestia. Dicevo che lui in realtà ha voluto aprirsi, e questo è un viaggio nel mondo. Cioè si parla di Cuba, si parla di Brasile, si parla di voli. Ho scoperto adesso, chiacchierando un attimino, che alcuni sono riferimenti addirittura da un articolo apparso su un giornale o inglese o americano, eccetera. Quindi attenzione, non è soltanto una gamola che si ferma in un vecchio Roquefort o in un altro formaggio, è qualcosa di molto molto più grande. È un qualcosa che viaggia, che si muove, che si apre. È questo che io non ti posso dare dei consigli perché sono almeno adatto, eccetera. Però non fermarti, perché veramente ha grande possibilità di arrivare a un grande pubblico. Credici, perché come dicevo ad alcuni, Lupo Alberto, che tutti conosciamo, sono 13-14 personaggi famosissimi dalla tavola, sono tutti quanti, eccetera. Ma ognuno non è un disegno, un personaggio, è un qualcosa di noi, è un carattere. E qua ci sono nei nomi di Trifolla, adesso non mi ricordo tutti quanti, Fetolla, c'è qualcosa di noi. Noi siamo così, un po' bastardi. Io mi sono divertito tantissimo quello lì quando pesca, eccetera, con le sue battute, cioè veramente come deve essere, eccetera. Quindi se qualcuno avrete possibilità di farlo sapere, di divulgarlo, fatelo, perché veramente secondo me è un qualcosa che andrà avanti, un personaggio per la prima volta fuori dagli schemi. E qui volevo solo fare una piccola riflessione, poi non vi annoio più, eccetera. In genere oggi siamo abituati a quello che dicevo prima,
a vedere tutto bello, colorato, in 3D, 4D, compriamo il televisore in 7D, appena usciamo è già arrivato quello in 8D, cioè vogliamo una perfezione assoluta dell'immagine, colorate. La pubblicità ci deve prendere, catturare solo se il disegno è bello, lo vediamo anche dai cartoni animati, perdendo anche molta poesia, eccetera. Noi andiamo, se vogliamo, su un concetto di estetica di oggi completamente diverso, ma il bello è quello o è la linea pura, la linea semplice, ma che ha tanta forza? Ecco, non solo forza della linea, perché oltretutto è una linea molto arrotondata che quindi ti viene voglia di toccarla, no? Questa è un'altra scelta molto, molto, secondo me, credo voluta, ma molto attenta e molto precisa. Attira l'attenzione, eccetera, no? È capitato anche il periodo che facendo animazioni con i bambini molto spesso toccava disegnare, allora poi alla fine il disegno tondo era, già che i bambini sono un po' aggressivi, un po' super interattivi, allora il disegno tondo effettivamente Calma. Attira l'attenzione, eccetera. Questo è certo. volevo fare la stella, no? Allora così, eccetera. Quindi già la scelta comunque delle linee graficamente molto accattivanti, eccetera. E quindi chiediamoci veramente se da un punto di vista di estetica del bello, di quello che può piacere oggi, non è Gamola veramente una piccola rivoluzione. Va controcorrente. Bravo, continua, andare controcorrente.